Sì, buongiorno a tutti. Un saluto. Via via vedo che ci sono ancora persone che si stanno collegando e daremo l'accesso progressivamente a tutti. Chiedo conferma nella chat per vedere se si riesce ad ascoltare bene, si sente l'audio. Perfetto. Perfetto, perfetto. Allora, intanto, ecco, di nuovo raccomando di tenere chiusi i microfoni e telecamere, disattivare i tasti e la sessione è registrata, quindi poi nel sito della Camera, attraverso il canale YouTube, è possibile rivedere l'intervento e lo veicoleremo eventualmente come link. Ancora un minuto all'ultimo rush, vedo, di adesioni perché ci fa piacere, abbiamo più di 150 iscritti, speriamo che la stanza virtuale regga. Ok. Direi di cominciare senza esitare ulteriormente, man mano si collegano altre imprese, altri operatori economici interessati. Buongiorno a tutti, io sono Chiara Tagliaferro, Relazioni Esterne, Camera di Commercio di Venezia e Rovigo e benvenuti a questa condivisione di buone notizie, perché insomma la Camera di Commercio di Venezia mi pare che sia la seconda e il Veneto stanno partendo tutte con proprio la pubblicazione dei bandi 2020. Si tratta, abbiamo oggi in presentazione 6 proposte, quindi 6 bandi, 3 rivolti direttamente alle imprese e 3 rivolti al territorio, quindi agli operatori e associazioni del territorio che vogliono presentare progetti di sviluppo locale in supporto alle linee camerali. Ecco, non ruberò molto tempo, raccomando ecco, appunto, di tenere silenziati e disattivare anche il video. La sessione è registrata, lo ripeto, e sarà disponibile in YouTube. E subito lascio la parola al segretario generale Giacomo De Stefani. Mi sente? Si sente? Bene, bene. Perfetto. Bene. Per un'introduzione generale su questo schema che è molto ambizioso, sono 7 milioni di euro che la Camera di Commercio di Venezia e Rovigo mette a disposizione del territorio e abbiamo 2 milioni attraverso bandi e 5 milioni per l'accesso al credito e in più ci allineiamo alla Regione, quindi un quadro sulle buone notizie, prego. Sì, buongiorno a tutti e benvenuti a questo webinar. Abbiamo scelto, come ormai consueto, l'utilizzo dell'online per raggiungere il maggior numero di persone e per comunicare a voi, promuovere presso di voi le vostre strutture e le imprese, gli operatori interessati, quello che sono le nostre operazioni del post-Covid, cioè come la Camera è intervenuta, intende intervenire per dare una mano alla ripartenza. Fase 2 è finita, siamo alla fase 3, dobbiamo ripartire tutti quanti con l'unico obiettivo di rimettere in carreggiata le imprese. Il mondo associativo sta dando la sua mano, dobbiamo fare squadra tutti quanti insieme, noi per prime le istituzioni. Chiara ha parlato anche della Regione, la quale sta facendo la propria parte, sapete che ha messo a disposizione, ha emanato alcuni bandi anche recentemente e sta provvedendo poi a dare qualche indicazione di tipo interpretativo perché qualche dubbio l'aveva creato, ma insieme con la Regione ci siamo anche noi su altri aspetti. A breve dovrà uscire un bando cofinanziato tra Camera e Regione sul tema dei DPI, rivolto a tutte le imprese del Veneto, e anche questo fa parte della collaborazione sempre più stretta tra il mondo camerale e la Regione. Gli stessi nostri bandi che andiamo a presentare oggi sono realizzati anche in qualche modo in coordinamento con quelle che sono le linee guida a cui la Regione si ispira per l'aiuto al mondo economico. La collega Tagliaferro ha ricordato come la Camera si sia mossa per tempo e quindi da qualche tempo ha emanato un bando che riguarda il prestito alle imprese tramite i confidi. Abbiamo messo a disposizione 3 milioni
come molti di voi sanno, per i confidi, i quali si impegnano a mettere altrettante somme, 1,5 milioni per quanto riguarda la garanzie sui prestiti e 1,5 milioni per direttamente finanziare le imprese. E questo perché riteniamo che i confidi possa essere un buono strumento di aiuto concreto alle imprese e per il loro sviluppo e soprattutto per la loro impresa. Un altro milione abbiamo messo a disposizione del sistema camerale nel suo complesso a livello nazionale per l'attivazione di una piattaforma di social lending. Sapete che queste piattaforme ormai stanno avendo un notevole successo, soprattutto per l'agilità e la facilità di utilizzo e la possibilità pertanto di fornire prestiti, perché di questo si tratta, con modalità semplificate. Una piattaforma che a livello nazionale sta per essere attivata, ma della quale avremo i primi oggettivi, frutti concreti, probabilmente a partire da settembre prossimo, faremo sapere. Un altro milione l'abbiamo messo a disposizione del sistema camerale e della regione per realizzare progetti in comune sempre rivolti all'aiuto alle imprese, aiuto alla ripartenza. Quello è stato il primo pacchetto. Questo secondo pacchetto, di cui parliamo oggi in modo specifico, e su questo ci saranno i miei colleghi che andranno a spiegare concretamente come sono sviluppati questi bandi, come andranno fatte le domande, quali sono le caratteristiche richieste. Dicevo, questo secondo pacchetto che si vede impegnati sui temi sui quali la Camera di Commercio è da un po' di anni impegnata e che ha previsto insieme con l'intero sistema camerale come linee guida, linee di indirizzo per quanto riguarda il tema della promozione economica, e sono i temi del digitale. Avete visto, sapete perfettamente quanto ha contato lo sviluppo o meno, con minor sviluppo in qualche caso della digitalizzazione, quanto è stata utile e quanto bene ha portato a tutte le imprese, prima di tutto, ma poi anche a noi cittadini, alle istituzioni e quant'altro. Su questo si deve continuare ad insistere e a perseguire una strada che finalmente è stata aperta in modo allargato a tutti quanti, ed è questa la nostra intenzione quando andiamo a supportare con le imprese, con contributi per sviluppare il tema della digitalizzazione. Esattamente andiamo in questa direzione. Analogamente, altro settore che invece è stato molto colpito dal Covid, forse più di tanti altri, è quello del turismo. Anche qui siamo pronti a erogare dei contributi, dei voucher dedicati alle imprese che hanno subito questi danni, appunto per aiutarle a riprendere. Altro aspetto è quello della formazione e lavoro, sulla quale naturalmente anche in tempi di post-Covid è necessario che le imprese spingano, perché abbiamo visto che al di là di quelli che sono gli aspetti sanitari, ma anche tecnologici e quant'altro, è necessario formare i propri dipendenti, formare la forza lavoro affinché sia in grado di rispondere in modo esatto a quelle che sono le nuove esigenze o comunque le esigenze che ci sono da qua in poi. E altri temi sui quali la Camera ha insistito e ha investito sono quelli dell'internazionalizzazione, per la quale in realtà andremo a realizzare dei progetti in comune in collaborazione con il nuovo centro estero delle Camere di Commercio, e il tema poi delle crisi di impresa, sul quale partiremo da settembre in poi, anche perché le tematiche relative alle nuove normative saranno affrontate nel 2021, perché sono stati dei dilatazioni di entrata in vigore della norma specifica. Per cui oggi i temi sui quali andiamo a sviluppare il nostro pomeriggio sono appunto il turismo da un lato, la digitalizzazione, la formazione e il lavoro. Io direi di dare subito la parola alla collega. Sì, grazie. Sì, ringrazio. Sviluppa gli aspetti più concreti. Certo. Ringrazio il segretario generale, e per tutti questi aspetti potrete trovare informazioni restando iscritti alla newsletter e quindi ricevendo via via gli aggiornamenti periodici man mano che le misure vengono attivate, oppure semplicemente contattare l'URP che fa da smistamento del traffico, insomma, in tutti gli enti pubblici.
Non esito oltre, ricordo che è disponibile la chat per eventuali domande che poi possiamo nella parte finale dell'incontro in parte, spero almeno, sottoporre ai relatori e lascio subito alla parola alla collega Francesca Visentini, responsabile proprio del servizio promozione dei territori, per la presentazione delle prime 3 misure che riguardano direttamente le imprese, accesso diretto con le imprese tramite web Telemaco. Prego, Francesca Visentini. Buongiorno a tutti, sono Francesca Visentini, vi chiedo, Chiara, anzi confermami tu se si sente bene. Sì, sì, si sente bene, perfetto. Ok, allora adesso con l'aiuto di alcune slide vi illustrerò i 3 bandi di cui parlava il dottor De Stefani. Abbiate un attimo di pazienza, non sono praticissima, per cui adesso provo la presentazione e chiedo a Chiara di confermarmi se le slide certo. sono in visione. Grazie. Ecco, intanto io ricordo la mail promozione.interna@dl.camcom.it per quesiti più specifici una volta letti i bandi eventualmente. In questa sessione no, non si vedono ancora. Allora aspetta un attimo, scusatemi ancora, ma la annoto nella chat la mail. Quindi. Ecco, dovevo cliccare qui. Ora si vede? Perfetto. Benissimo, scusate. Allora, partiamo subito. La Camera di Commercio ha approvato 3 bandi voucher per le imprese della provincia di Venezia e Rovigo. Il bando voucher digitali IP 4.0, il bando voucher per il settore turismo e il bando voucher inserimento di risorse umane funzionali al rilancio produttivo. Come avete già potuto vedere dalla pubblicazione sul nostro sito web, le domande potranno essere presentate dalle ore 8 del prossimo lunedì 29 giugno e scadranno alle ore 21 del 27 di luglio. La modalità di invio della domanda è telematica con firma digitale, vi dovrete quindi collegare al sistema web Telemaco accedendo allo sportello contributi alle imprese all'indirizzo web che ho indicato nella slide e la domanda dovrà essere inviata unitamente a tutti gli allegati che poi troverete all'articolo 9 di ogni singolo bando. Questa domanda potrà essere inviata anche tramite un intermediario abilitato all'invio delle pratiche telematiche e allora in questo caso alla domanda dovrà essere allegato il modulo procura intermediario, il quale avrà una doppia firma, quella del legale rappresentante dell'impresa, che può essere anche una firma autografa e allora in tal caso dovrà essere allegato il documento di identità del sottoscrittore, oppure può essere firmata digitalmente e in tal caso non serve il documento di identità. E comunque in ogni caso ovviamente ci dovrà essere la firma digitale da parte dell'intermediario. Una volta che avrete pronti tutti i modelli che sono stati indicati all'articolo 9, saranno inviati sempre tramite lo sportello e mi raccomando, questi modelli, essendo anche dichiarazioni sostitutive di atto notorio, devono essere firmate dal legale rappresentante della società o dal titolare dell'impresa che partecipa al bando. Altrimenti questo è causa di esclusione. Non vi chiediamo di allegare alcun preventivo. Una differenza rispetto agli altri anni è che dovrà essere pagata l'imposta di bollo di euro 16 tramite il conto Telemaco. Ora le istruzioni per poter inviare i modelli di domanda tramite web Telemaco e pagare l'imposta di bollo di 16 euro sono tutti descritti nell'allegato delle linee guida allo sportello telematico. A chi sono rivolti i voucher? I voucher sono concessi alle imprese che si classificano come micro, piccole e medie imprese secondo le definizioni del regolamento 651-2014 della Commissione europea, che hanno la sede legale o l'unità locale, con la sola esclusione di magazzini e depositi nelle nostre province di Venezia e Rovigo, che siano iscritte alla Camera di Commercio regolarmente e che rispondano ai requisiti che sono indicati all'articolo 4 dei bandi e che non vi ho riportato qui ma sono puntualmente indicati. Questi requisiti, mi raccomando, devono essere posseduti
dalla data di presentazione e mantenuti fino alla liquidazione del contributo. Non possono partecipare ai bandi i fornitori che si qualificano come tali di imprese che potenzialmente potrebbero beneficiare del bando per il quale partecipano, oppure che siano in rapporto di controllo di collegamento con la beneficiaria ai sensi dell'articolo 2359 del Codice civile o avere assetti proprietari sostanzialmente coincidenti. Andando ad analizzare i singoli bandi, allora il bando voucher digitali ha uno stanziamento di 400.200 euro, scusate, prevede un investimento minimo del progetto che andrete a presentare di 5.000 euro, il 90% delle spese ammissibili di cui l'articolo 6 del bando sono concedibili fino a un massimo di 8.000 euro. A questo viene aggiunta una premialità di 250 euro a tutte le imprese che siano in possesso del rating di legalità, che noi andremo a verificare nella misura camerale. Per quanto riguarda invece l'erogazione del voucher, vi preciso che questo sarà il netto della ritenuta d'acconto del 4%, come previsto dal DPR 600 del 73. L'unico caso in cui non verrà applicata la ritenuta d'acconto è solo qualora l'impresa eserciti un'attività agricola nei limiti di cui l'articolo 32 del testo unico delle imposte sui redditi. Cosa finanziamo con il bando voucher digitali? Allora, dei progetti di digitalizzazione dell'impresa, le cui tecnologie siano tra quelle indicate all'elenco 1. Per poter usufruire anche dell'elenco 2, comunque è necessario che l'impresa abbia nel suo progetto almeno una delle tecnologie dell'elenco 1. Le spese ammissibili sono tutte al netto dell'IVA e si accettano spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2020 fino alla data ultima di rendicontazione che è stata fissata il 26 febbraio 2021. Riguardano i servizi di consulenza e di formazione relativi alle tecnologie che sono indicate negli elenchi 1 e 2. Mi raccomando, per questo tipo di spese, il fornitore che vi effettuerà la prestazione dovrà rispondere alle caratteristiche indicate all'articolo 5,3. Le altre spese previste sono quelle relative all'acquisto di beni e servizi strumentali, purché siano funzionali all'acquisizione delle tecnologie di cui appunto agli elenchi sopracitati. Una novità rispetto all'edizione 2019 è che quest'anno saranno comprese anche le spese relative agli oneri relativi ai finanziamenti che l'impresa eventualmente dovesse accendere tramite banca o altri soggetti finanziari e che riguardano quindi le spese di istruttoria, gli interessi, premi di garanzia, eccetera, nel limite però del 10% del costo totale del progetto finanziato. A questo proposito, l'unico documento che noi chiediamo in fase di predisposizione della domanda è la copia del piano di finanziamento che presentate all'ente finanziatore. Per quanto riguarda invece il bando turismo, lo stanziamento è di 241.600 euro e in questo caso, essendo un bando settoriale, abbiamo identificato i codici Ateco che caratterizzano le attività rientranti nel settore turismo e che sono quelli elencati in questa slide e ovviamente elencati anche nel bando. Anche in questo caso si andranno a finanziare il 90% delle spese ammissibili al contributo fino a un massimo di 5.000 euro. Non è previsto un investimento minimo di progetto. In questo caso, come negli altri bandi, vedrete, ci sarà sempre una premialità di 250 euro oltre al contributo concesso per le imprese che hanno il rating di legalità e anche in questo caso ci sarà una ritenuta d'acconto sull'erogazione del voucher. Ovviamente qui non è prevista nessuna esenzione perché trattandosi di settore turismo non c'è l'impresa agricola. Cosa andiamo a finanziare? Allora, l'articolo 2 del bando fa un'elencazione di azioni che io ho condensato in una slide e sono fondamentalmente 5.
Allora, andremo a finanziare diciamo, un piano di azione che vada a formalizzare le procedure che devono essere seguite in azienda, dove siano indicati anche i materiali e le risorse necessarie per la sua esecuzione, per mettere in sicurezza le strutture turistiche dal Covid-19. Questo servizio che andremo a finanziare comprenderà anche la fase di implementazione di questo piano e la successiva supervisione dei risultati finali. Poi si andranno a finanziare dei servizi o degli interventi che sono finalizzati alla riorganizzazione aziendale in relazione alle tematiche della sicurezza, della sostenibilità ambientale e dell'accessibilità in senso ampio. Quindi non solo per turisti con disabilità, tanto per intendersi, ma anche dei servizi dedicati alle famiglie o quant'altro. Un'altra linea sarà la formazione del personale addetto ai servizi turistici sul Covid-19, in modo che, essendo il front office diciamo, dell'azienda, possano svolgere l'attività lavorativa secondo le prescrizioni che sono state imposte e allo stesso tempo siano di aiuto anche al cliente per prevenire le eventuali diffusioni del virus all'interno della struttura. Dopodiché si andrà a finanziare delle strategie di comunicazione adatte a gestire la crisi, come ad esempio l'implementazione della presenza dell'impresa sui social network, la relativa promozione, la definizione di messaggi che abbiamo definito rassicuranti nei confronti della pandemia e quant'altro. A questo si collega l'ultima azione che riguarda la commercializzazione, per individuare, introdurre e sviluppare azioni specifiche a sostegno della distribuzione e della vendita online del prodotto turistico. Ripeto, questo bando è rivolto esclusivamente alle aziende del settore turismo. Spese ammissibili sono sempre elencate all'articolo 6 e anche in questo caso si accetteranno quelle sostenute a partire dal 1 gennaio 2020 e riguarderanno servizi di consulenza, formazione e o promozione, purché ovviamente coerenti con le finalità del bando, nonché l'acquisto di beni e servizi strumentali, purché funzionali alla realizzazione degli interventi elencati all'articolo 2, quindi in relazione alle 5 azioni che ho appena indicato. Non saranno ammessi, perché mi è già stato chiesto, spese per acquisto di DPI, in quanto, come ha detto il dottor De Stefani, queste saranno poi finanziate con il bando della Regione Veneto, al quale la Camera partecipa. L'ultimo bando riguarda l'inserimento delle risorse umane funzionali al rilancio produttivo. Qui c'è uno stanziamento di 150.000 euro, anche in questo caso il 90% delle spese ammissibili sarà finanziato, però fino a un massimo di 3.000 euro. Premialità di 250 euro per il rating di legalità e poi la solita ritenuta d'acconto. Con questo bando andiamo a finanziare 2 linee. Uno riguarda il progetto per l'inserimento di figure professionali relativamente, e quindi si diciamo, finanzieranno i contratti di apprendistato o le assunzioni a tempo determinato e indeterminato che sono rivolte a sostenere le imprese e i lavoratori colpiti dal Covid. In questo caso saranno considerati ammissibili le spese sostenute per nuove assunzioni, sempre dal 1 gennaio 2020, con l'obiettivo di sostenere l'impresa nella gestione e nella ripresa della fase emergenziale post-Covid-19. Analogo obiettivo però declinato in maniera diversa è la linea B, che fondamentalmente è rivolto all'inserimento di figure professionali come ad esempio export manager, digital manager o comunque dei professionisti qualificati relativamente a queste tematiche, allo smart working, alla gestione della sicurezza nei luoghi di lavoro e all'introduzione di processi di e-commerce. Le spese ammissibili per cui sono relative ai contratti di lavoro fondamentalmente e ai servizi di consulenza qualificata coerenti con le finalità appunto del bando stesso. Anche in questo caso si tratta sempre di spese a partire dal 1 gennaio 2020 e al netto dell'IVA.
Cosa invece non è ammissibile? Le spese per trasporto, vitto, alloggio, servizi di consulenza specialistica relativi alle attività amministrative aziendali o commerciali ordinarie, come ad esempio i servizi di consulenza in materia fiscale, contabile e quant'altro, i servizi per le acquisizioni di certificazioni o quelli a supporto per gli adeguamenti a norme di legge. Ovviamente, trattandosi di bandi specifici, sono escluse dall'esclusione le disposizioni per l'adeguamento alle prescrizioni contro la diffusione del virus Covid-19. Allora, passiamo alla domanda. Una volta che la domanda viene inviata, questa viene protocollata e quindi in ordine cronologico verrà avviata la procedura valutativa a sportello e la graduatoria sarà formata secondo l'ordine cronologico di presentazione. A questo proposito però vi preciso che se la domanda eventualmente non fosse completa o l'ufficio istruttore avesse la necessità di avere delle integrazioni, allora l'ordine cronologico verrà ricalibrato sulla data dell'integrazione presentata dall'impresa. In questo caso farà fede la data e l'ora della ricezione nella PEC del sistema di gestione documentale del nostro ente, quindi dovrete inviare la PEC camerale. Nel caso in cui non ci fosse, diciamo, capienza dei fondi per tutte le domande, l'ultima domanda istruita con esito positivo è ammessa al voucher fino alla concorrenza delle risorse finanziarie disponibili. Una volta che l'istruttoria viene conclusa, si adotterà un provvedimento di concessione o malauguratamente di diniego dell'agevolazione, ovviamente motivato, e il provvedimento sarà comunicato all'impresa interessata. A questo punto, quando l'impresa riceverà la nostra nota con l'ammissione al voucher, potremo anche erogare il 40% del voucher a titolo di anticipo. Quindi l'impresa potrà contare subito sul 40% del contributo che è erogabile. Il restante 60% invece verrà erogato dopo l'invio della rendicontazione, quindi l'ufficio istruttore eseguirà la verifica delle condizioni previste dall'articolo 11 e qualora eventualmente l'importo che l'impresa dovesse sostenere per la realizzazione del progetto fosse inferiore a quanto preventivato, allora sarà proporzionalmente ridotto anche il contributo. In caso contrario, se invece le spese fossero superiori, il voucher rimane quello concesso. Altra cosa, se nel momento in cui andate a presentare la domanda, essendo spese, come dire, accettando spese sostenute dal 1° gennaio 2020, aveste già completamente realizzato il progetto e sostenuto tutte le relative spese, potete presentare anche la domanda di rendicontazione. In questo caso il voucher vi sarà erogato subito al 100%. Quindi presentate la domanda e contestualmente andrete poi a presentare la rendicontazione. Anche in questo caso la modalità di invio della rendicontazione tramite lo sportello contributi alle imprese di Web Telemaco sono esattamente le stesse modalità che avete per la presentazione della domanda. In questo caso avrete tempo fino al prossimo anno, nella data del 26 di febbraio. Tutte le modalità di presentazione sono uguali per tutti i bandi, per cui c'è questo modello base generato dal sistema che sarà firmato o dal legale rappresentante o dall'intermediario che avevate indicato in sede di domanda, il modulo di rendicontazione che trovate già allegato al bando e poi tutti i documenti di spesa necessari a comprovare l'effettuazione del progetto, nonché copia dei pagamenti. Mi raccomando, nel caso in cui paghiate con bonifico, che questo evidenzi sia il codice CRO oppure il codice TRN che comprovano l'avvenuto pagamento.
Poi ci sono dei documenti specifici riferiti a ogni bando e questi sono precisati all'articolo 12,2 del bando di riferimento. E anche in questo caso tutti i documenti devono essere firmati dal legale rappresentante dell'impresa beneficiaria del voucher e solo qualora ci fosse la firma autografa sarà necessario anche il documento di identità. C'è però un però. Allora, nel momento in cui avete la concessione del voucher, vi impegnate anche a rispettare tutte le indicazioni dell'articolo 11. Nel caso in cui queste non venissero rispettate, ci sarà la revoca. In particolare la revoca del voucher avverrà o per mancato di forma e realizzazione del progetto rispetto a quello che avevate presentato in sede di concessione, e a questo proposito vi ricordo che le spese che andrete a sostenere per la realizzazione del progetto non possono essere inferiori al 70% delle spese ammesse a contributo, oppure per la mancata trasmissione della documentazione relativa alla rendicontazione entro il 26 febbraio 2021, o per il rilascio di dichiarazioni false ai fini dell'ottenimento del voucher, o per l'impossibilità di effettuare da parte nostra i controlli sulla documentazione, oppure ovviamente per l'esito negativo dei controlli. Nel caso in cui ci trovassimo nella malaugurata ipotesi di revocare il voucher, le somme dovranno essere restituite entro 30 giorni, cioè quanto avete ricevuto come anticipo andrà restituito entro 30 giorni, maggiorato degli interessi legali. Un accenno solo agli aiuti di Stato: questi 3 bandi sono concessi nell'ambito del quadro temporaneo che la Commissione europea ha concesso agli Stati membri per sostenere le imprese in questo periodo di emergenza. In particolare noi ci rifacciamo alla sezione 3.1 del regime che è stato autorizzato come SA 57021. In base a questa misura, quindi, ogni singola impresa potrà beneficiare di 800.000 euro che andranno a ridimensionarsi a 120.000 per il settore della pesca e dell'acquacoltura e a 100.000 per invece la produzione primaria di prodotti agricoli. I voucher sono cumulabili per gli stessi costi ammissibili con altri aiuti che eventualmente dovreste ricevere da altri soggetti pubblici, purché ovviamente voi ce li dichiariate nel modulo di domanda qualora li aveste già percepiti. Ecco, io avrei finito la presentazione, qui ci sono i riferimenti. Sì, allora, velocemente ti sottoponiamo a botta calda, siccome hai già in parte risposto alle domande, poi passiamo la parola al relatore successivo, giusto per stare sul tema. Sì, c'erano delle domande su firma digitale, ma insomma la pratica è interamente telematica, quella basta leggere il bando e si vede proprio la spiegazione. Abbiamo messo nella chat le indicazioni per richiedere anche online la firma digitale eventualmente, è tutto nei tab che sono nel sito, ed eventualmente lì presa digitale. E poi quindi il rappresentante privo di firma digitale può comunque utilizzare il metodo della procura o attivare la firma digitale, direi. Assolutamente. Poi le slide a fine incontro, certo, le mandiamo a tutti. Ecco, il rating di legalità deve essere posseduto al momento della domanda oppure può essere... Assolutamente no, deve essere posseduto al momento della domanda, anche perché con la concessione del voucher parte la liquidazione del contributo, si congela tra l'altro una situazione che, come dire, se non fosse così andrebbe a discapito di coloro che sono in graduatoria dopo l'impresa beneficiaria anche della premialità, per cui questo requisito deve essere in possesso dell'impresa nel momento in cui presenta la domanda e deve essere mantenuto fino alla liquidazione. Certo. Poi, bando a voucher digitali, ci deve essere proporzione tra le spese di consulenza e quelle di acquisto beni come nel 2019? No, non c'è, anzi non è proprio previsto, quindi semplificazione massima. Un limite. Sì, è molto semplificato rispetto allo scorso anno. Sì. E poi di agevolare. Invece sul fronte risorse umane, rientra in questo bando l'assunzione di un apprendista a tempo determinato? Sì. Apprendista a tempo determinato, sì. Sì, diciamo che... Il 1 di gennaio.
e farà fede poi il contratto che sarà allegato in sede di rendicontazione. Ok, quindi 1° gennaio 2020. Esatto. La data argine. Poi alcune domande che leggendo il bando trovano risposta, insomma il bando in de minimis no, hai già spiegato il regime appunto di aiuti temporaneo della Commissione Europea, che è quello utilizzato anche dalla Regione peraltro su molti bandi. Poi entità dell'agevolazione è al 90% o è fino al 90%? Articolo 3. No, allora, sulle spese ammissibili a contributo verrà calcolato il 90% delle stesse. Se queste dovessero essere superiori al limite massimo previsto dall'entità del voucher, ossia 8.000 per la digitalizzazione, 5.000 per il turismo o 3.000 per, chiamiamola formazione e lavoro, anche se è un po' improprio come titolo, allora si erogherà il voucher nell'entità massima, quindi 8.000, 5.000, 3.000. Ok. Poi il bonus di 250 euro riconosciuto oltre al contributo concesso è comunque incluso nel 90% e nell'importo massimo? No, è escluso. Escluso. È un in più. Grazie, sembra un telequiz. Stai molto preparata. Il tempo massimo di risposta. I pagamenti dei beni possono avvenire anche tramite carta di credito o debito o solo tramite bonifico? No, possono avvenire anche con la carta di debito più che con la carta di credito e o comunque insomma dopo dovremmo allora avere oltre come dire allo scontrino rilasciato dal sistema anche una copia dell'estratto conto che evidenzia l'avvenuto addebito, ovviamente cancellando opportunatamente tutte le altre voci. Questo in fase di rendicontazione. Ok, e allora lascio da parte altre domande perché sono moltissime e do la parola al relatore successivo. Le riprendiamo nell'ultima fase, ma la stanza virtuale si chiude alle 15:30 e alcune domande, ecco, sono talmente dettagliate, articolo 2.e, così che anche la collega Francesca Visentini ha le cuffie in testa, però non è al telequiz. No, se ce la faccio rispondo ben volentieri a tutto subito perché è lo scopo di questo incontro. Certo. In caso invito le imprese, soprattutto quelle che hanno dei casi pratici, particolari, di scriverci, perché in questo modo danno un attimo di tempo anche a noi eventualmente di approfondire se è il caso, perché per telefono si riesce a dare la risposta più immediata e più semplice, ecco. Questo sì. Comunque se siamo veloci poi le riprendiamo alla fine. Allora, lascerei... Grazie, se vuoi già guardare la chat puoi preparare eventualmente, siamo arrivati appunto alla domanda delle 15:03 nella chat, quindi da lì in poi al limite sono da evadere. Ecco, grazie intanto, grazie mille Francesca Visentini che come al solito è molto precisa e ci guida in qualche modo, resta a disposizione anche con l'email promozione.interna@dl.cancom.it nei prossimi giorni. Lasciamo la parola invece al dottor Alberto Capuzzo per le prossime proposte. Si tratta di bandi per lo sviluppo del territorio, quindi un approccio diverso, un approccio partecipato perché ci si allinea alle linee guida diciamo del Consiglio e ci si appoggia a intermediari, operatori e associazioni del territorio per raggiungere appunto gli scopi di sviluppo locale, insomma, che è la Camera di Commercio. Alberto, sei collegato? Sì, ci sono. A te la parola, prego. Abbiamo un limite, ecco, se vorrei, insomma, sulle 15:20 ce la fai? Come? Vediamo. 15 minuti vuol dire che ho 10 25. minuti. 10 minuti? Ok. Allora, Francesca ha evidenziato quelli che sono gli interventi che la Camera fa sui voucher direttamente alle imprese. La Camera ha anche previsto, però a supporto sempre delle imprese, degli sportelli, usiamo questo termine, i quali supportino le imprese sia sulle attività che ci sono, ma li supportino anche, se vogliamo, su tutti quanti quei progetti e rispetto al momento, anche il momento abbastanza difficile, che sta investendo tutto quanto il sistema imprenditoriale e questi sportelli, soprattutto sul digitale, ma anche nel campo della formazione del lavoro, danno
e vengono sostenuti dalle Camere per finanziare e per sostenere le imprese quali dovessero rivolgersi. In sostanza, il concetto che la Camera, per fare questa attività, cerca di selezionare attraverso questi bandi sul territorio dei soggetti che per le loro caratteristiche abbiano la possibilità di riverberare tutto quanto gli interventi, le attività che la Camera deve fare all'interno di quei progetti che sono stati autorizzati dal Ministero dello Sviluppo Economico e che beneficiano delle risorse camerali in questo momento. Visto che ho 10 minuti a disposizione, che diventeranno 15 sicuramente, va bene, io passerei subito ad illustrare i bandi, percorrendo e scorrendo i singoli bandi, in modo che sia possibile, sia facile anche per ciascuno di voi capire come sono stati strutturati. Allora, partirei dal bando Sportelli PID. Ora, come vedete, la selezione è per soggetti interessati ad implementare il progetto camerale Punto Impresa Digitale in qualità di sportelli decentrati. In sostanza, ripeto il concetto di prima, gli sportelli sono diremo, la mano operativa, la longa manus operativa della Camera sul territorio per realizzare esattamente un progetto che è il progetto Punto Impresa Digitale, attraverso una selezione di soggetti interessati a condividere le attività che devono essere realizzate dalla Camera all'interno di quello che è il Network 4.0 e che sono definite all'interno dell'allegato 1, che è la convenzione operativa che a ciascun poi diremo soggetto selezionato sarà chiamato a sottoscrivere. Ovviamente la Camera ricerca dei soggetti sul territorio i quali abbiano e garantiscano che cosa? La possibilità di dare e riverberare un messaggio nella maniera più distribuita possibile, perché ricordo che l'obiettivo è quello di aumentare il livello e la cultura digitale nelle piccole e microimprese soprattutto, nella maniera più capillare possibile sul territorio. Quindi la selezione viene fatta attraverso che cosa? Attraverso alcuni requisiti. Intanto è importante stabilire che l'intervento viene fatto in cofinanziamento nella misura massima del 50%, va bene, relativamente ai costi complessivi previsti per l'operatività dello sportello fino a un massimo di 20.000 euro IVA e altri eventuali oneri compresi. Cosa significa? Significa che la proposta che dovrà essere presentata dovrà essere una proposta la quale ha un valore complessivo che è come minimo di 40.000 euro, va bene, ma può anche essere superiore. In ogni caso la Camera di Commercio, o per tramite anche e soprattutto della sua società in house Camera Servizi, interverrà in convenzione nella misura massima del 50% e fino a un massimo di 20.000 euro. Il tetto massimo delle risorse camerali che in questo momento sono state messe a disposizione di questo intervento è di 200.000 euro. I requisiti di ammissibilità. Intanto, i soggetti che presentano, che devono essere delle imprese, quindi società di servizi o altre cose, devono avere sede legale, come vedete, in unità locali, nella circoscrizione territoriale della Camera di Commercio. Nel caso di imprese siano attive in regola con l'iscrizione. Questi sono diremo dei requisiti di ammissibilità che sono previsti anche per altre cose, per i voucher. Abbiano legali rappresentanti e amministratori che non ricadono all'interno o che non hanno avuto problemi con, in questo caso, con leggi antimafia o altre misure ostative, che abbiano risolto, ecco questo è importante, gli obblighi contributivi, famosa diremo verifica di DURC e altre cose, e che soprattutto abbiano tra gli scopi contenuti nel proprio statuto o atto costitutivo attività inerenti all'oggetto del presente bando. La selezione verrà fatta sulle caratteristiche del soggetto, perché? Perché le attività, come vedrete poi, sono già definite dal bando. Quindi
le caratteristiche del soggetto proponente vengono valutate sulla base della propria, e qua avete la definizione di tutti quanti le modalità di valutazione, sulla propria descrizione della propria struttura logistica, organizzativa, tecnologica e di diffusione territoriale, sulla modalità con la quale intendono, o chi propone, strutturare lo sportello decentrato, comprensivo ovviamente sia del curriculum vitae degli operatori e del piano delle spese previste, ovviamente anche sulla base della sintesi delle esperienze operative e iniziative analoghe fatte negli ultimi 5 anni, per vedere che entroterra hanno e soprattutto che esperienza hanno, e soprattutto con una valutazione sul territorio di riferimento del singolo soggetto, del contesto territoriale economico e sociale in cui opera, e nella definizione anche dei bisogni, dei temi, di processi di digitalizzazione, nel senso individuare quelli che possono essere dei focus specifici su quali intendono operare. Come vedete, i criteri di valutazione saranno fatti sulla base di queste modalità, con i punteggi che sono annessi, e come potete immaginare, come potete non tanto immaginare ma vedere, l'assegnazione di punteggi è anche indice, come vedete, della importanza del singolo criterio che viene valutato. Mi soffermerei su quello che è il punteggio massimo, che è la descrizione della struttura logistica, organizzativa, tecnologica utilizzata per l'attività dello sportello decentrato e il piano delle spese, dove saranno in particolar modo valutate intanto la struttura, cioè come viene strutturato o come vengono, diremo, organizzati gli sportelli decentrati, e quindi quante persone ci metto, come ho intenzione di strutturare lo sportello in termini di apertura, quanti sportelli riesco a operare nel territorio o mettere nel territorio. Poi il curriculum vitae del personale che assegno a questi sportelli, con particolare attenzione alle esperienze attinenti ai contenuti del bando nel caso della parte digitale. Il cofinanziamento anche in natura del proponente rispetto al costo complessivo degli interventi, perché ricordo che il cofinanziamento almeno del 50% che è fatto dal proponente può essere fatto anche attraverso spese o costi logistici oppure spese del personale che viene indicato come appartenente a questo tipo di al progetto che viene proposto. Allora, naturalmente, tenendo presente che saranno premiate proposte aggregative, va bene, di più aree del territorio di competenza camerale. Naturalmente questo significa che, come avete visto, è abbastanza facile fare una valutazione che se abbiamo 20.000 euro di importo massimo per singolo progetto e abbiamo un tetto massimo di 200.000 euro, i progetti con queste risorse che potranno essere, diremo, finanziati sono al massimo 10. La Camera, e questo è un dato importante, si riserva inoltre di utilizzare quale ulteriore elemento di valutazione in caso di parità di punteggio l'armonica distribuzione degli sportelli decentrati su tutto il territorio di competenza, nel senso che solo nel caso di parità di punteggio, va bene, verrà valutata la possibilità di coprire in maniera più armonica tutto il territorio, sto parlando sia della città metropolitana di Venezia che della provincia di Rovigo, in modo che ci sia una copertura più ampia possibile di tutto il territorio, tutto il sistema delle imprese per quanto riguarda la diffusione di queste operatività. Massimo una proposta progettuale, la realizzazione delle attività, e questo per motivazioni di carattere rendicontativo nei confronti anche del Ministero, le attività e il raggiungimento degli obiettivi non può andare oltre l'11 dicembre con rendicontazione entro non oltre il 18 dicembre. Perché questo? Perché siccome il sistema prevede, la modalità prevede che a fronte della rendicontazione vi sia un'autorizzazione da parte della Camera o di Camera Servizi, in questo caso, a emettere la fattura relativa alle attività realizzate, le fatture dovranno datare, avere competenza 2020, quindi dovranno datare il 31 dicembre 2020.
con questa tempistica riusciamo a rispettare questa modalità. Come modalità di partecipazione e documentazione da allegare. Allora, naturalmente per fare questo tipo di valutazione dobbiamo avere degli elementi e quindi la descrizione della propria struttura, la descrizione di come articolare gli interventi dello sportello decentrato, un elenco delle attività realizzate negli ultimi anni come curriculum, l'analisi dei fabbisogni, la copia dello statuto qualora non fosse già depositato presso la Camera, perché altrimenti ce lo prendiamo, e copia di un documento di riconoscimento in corso di verità legale al rappresentante. Importante, questo non è come nei contributi, nei voucher precedenti, un progetto che prevede un inserimento all'interno del sistema AGEF, ma la domanda viene presentata alla PEC, all'indirizzo di PEC della Camera Legal Mail, dalle ore 8 del 29/6/2020 entro non oltre le ore 21 del 20/07/2020. E la documentazione deve essere contenuta in un unico file che contiene la domanda, in più gli allegati, dove gli allegati abbiamo detto che sono le 4 descrizioni che abbiamo detto, più la copia dello statuto qualora ci sia e la copia del documento di riconoscimento, impacchettate tutto in un unico file in formato non modificabile PDF, viene sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante e inviate tutto quanto. Ok? Verrà fatta tanto per rispettare i tempi che sono già finiti, visto che abbiamo altri 2 bandi da gestire, verrà fatta la procedura per valutazione dei progetti sarà fatta da una commissione la quale valuterà tutti quanti le proposte arrivate e assegnerà un punteggio, e sulla base di questo punteggio poi verrà stilata una graduatoria in base alla quale si procederà fino all'esaurimento delle risorse al finanziamento. La cosa fondamentale è questa. Parte integrante e assolutamente determinante del bando è questa, ovvero la convenzione. La convenzione è esattamente il rapporto, eccolo qua, la convenzione per la realizzazione di attività di sportello decentrato rispetto ai contenuti al bando analogo dell'anno precedente. Non viene richiesto al singolo proponente di presentare un progetto, perché le attività vengono definite all'interno di questa convenzione. Quindi a tutti coloro che intendono partecipare a questo bando, invito a leggere attentamente quello che è scritto all'interno di della convenzione, che sostanzialmente riprende in maniera assolutamente, diremmo, pedissequa, quello che è previsto all'interno delle schede di progettazione che sono state inserite e approvate sia dal Ministero che poi dal Consiglio Camerale. Quindi la realizzazione avviene in questi termini. Allora, la convenzione poi verrà stipulata, vedete, questa è una convenzione standard tipo, ma sarà uguale per tutti quanti, perché quello che cambierà solamente il soggetto, che saranno i soggetti che sono stati inseriti all'interno della graduatoria, ma sostanzialmente prevede esattamente le cose che i soggetti e Camera Servizi si impegnano a fare in questo caso, ovvero nel caso del PID, velocemente, individuare tra le persone incaricate un addetto qualificato, garantire la partecipazione alla formazione e altre cose che vi invito a leggere, e per brevità adesso non posso soffermarmi. La durata naturalmente decorre dalla data di sottoscrizione e arriva fino all'11 dicembre, data entro la quale dovranno essere concluse. La cosa importante su cui mi soffermo, perché è una cosa che modifica un po' i rapporti rispetto all'anno scorso, è che come riferimenti abbiamo Camera Servizi per quanto riguarda le attività amministrative dell'esecuzione, quindi la fatturazione e i rapporti legati alla convenzione. I riferimenti sono dati, sono nel dottor Tiziano Stocco.
Per quanto riguarda invece la Camera di Commercio, ovvero lo specifico servizio PID che la Camera ha attivato e che da quest'anno è operativo in maniera costante e continua rispetto all'anno scorso, e che è costituito dai 2 Digital Coordinators sia il sede Rovigo e sede di Mestre, che sono la dottoressa Becchelli e la dottoressa Facco, che saranno il riferimento operativo su tutte quante le attività. Perché? Perché la logica degli sportelli è che lavorano all'interno di una rete, di un network che è coordinato appunto da questo servizio PID. L'importo del corrispettivo, abbiamo detto che è fino a un massimo di 20.000 euro. Le attività di rendicontazione e fatturazione dovranno essere fatte nelle modalità che sono previste, inserendo che cosa? Inserendo gli indicatori di performance che sono inseriti, poco come l'anno scorso. Prima della emissione della fattura, in questo caso a Camera Servizi, dovrà essere, a seguito di accettazione e quantificazione scritta e comunicata alla Camera Servizi di tutti i servizi prestati, descritti e elencati, il soggetto potrà emettere fattura. Quindi dovete per forza aspettare che ci sia l'approvazione e l'autorizzazione da parte nostra. Ma la cosa estremamente importante qual è? Che ci sarà un monitoraggio fatto dal servizio PID camerale di carattere bimensile su tutte le attività fatte relative a questa convenzione, che sarà un monitoraggio che ci viene richiesto dal sistema nazionale e che impone anche un'altra grossa diremmo, attenzione, è che tutte quante le attività che vengono fatte dai sportelli decentrati devono essere comunicati, perché sono inseriti all'interno di piattaforme digitali che verranno comunicate e che sono già operative, perché questo serve ad aumentare, diremo, sia il concetto di network territoriale che viene fatto, e sia soprattutto anche la logica degli sportelli territoriali. Quest'anno saremo estremamente attenti, ed è stato evidenziato, che la mancata comunicazione preventiva delle attività che vengono fatte e inserite dentro le piattaforme determinerà la non rendicontabilità dell'evento realizzato. Okay? Quindi questo è un aspetto estremamente importante. Non è tutto quanto la rendicontazione finale, ma deve essere fatto e deve essere monitorato e deve essere, diremmo, costruito nel tempo dal rapporto che viene fatto e costruito assieme. Poi altri dati, in questo caso sono dati normali di una qualsiasi convenzione. In sostanza questo è il cuore delle attività. Dall'altra parte invece abbiamo la realizzazione, la selezione dei soggetti che possono proporre, che come ricordavo sarà fatto sulla base delle loro caratteristiche, della modalità con cui intendono organizzare la struttura dello sportello decentrato e soprattutto anche dall'entità del confinanziamento che loro riescono a mettere o in natura oppure con attività o altre attività che mettono di arricchimento a quelle che sono le attività dello sportello. Questa modalità ovviamente è assolutamente identica alla convenzione, al bando per gli sportelli formazione. Eccolo qua, sportelli formazione e lavoro, va bene, che funzionano alla stessa maniera, con le stesse caratteristiche, selezione del soggetto. Anche qua troverete i criteri di valutazione, il soggetto proponente, anche qua la suddivisione del territorio, le attività che in questo caso vengono definite, le motivazioni sono attività di informazione, orientamento, placement e formazione a supporto delle nuove competenze richieste dalle modalità, dalle modifiche indotte dalla crisi del Covid-19. Ovviamente anche questo bando ha la sua convenzione di realizzazione prevista come attività di sportello, che prevede, sulla falsariga di quello che abbiamo visto, la definizione delle attività a sportello che devono essere realizzate e le modalità con le quali devono essere realizzate. Le durate sono le medesime di quelle che abbiamo visto prima e le modalità
sono assolutamente identiche perché abbiamo inteso uniformare tutte le funzionamento. Quindi il monitoraggio, diremo, la regola della promozione della comunicazione e quindi comunicare sempre preventivamente, e poi la modalità di rendicontazione. Ultimo non ultimo, ho sforato in maniera clamorosa, ma speriamo che tutto tenga, abbiamo il bando turismo. Bando turismo che prevede, molto similmente a quanto previsto l'anno scorso, in questo caso non siamo all'interno della logica degli sportelli, ma è la selezione di soggetti di proposte per realizzare interventi nel settore del turismo. Qui e dei territori, qui abbiamo, diremo, quello che importa è la tipologia delle attività che sono previste, e vi rimando a una lettura, ma è abbastanza, diremo, allargata, ma l'obiettivo principale è quello di sostenere, anche in continuità con l'anno scorso e con gli anni precedenti, un rapporto legato anche alle attività che sta facendo la Regione del Veneto per tramite del proprio progetto del proprio progetto turistico, insomma, complessivo. L'intervento massimo previsto per ogni attività è di 30.000 euro, IVA e sempre oneri compresi, per un tetto massimo di 274.800 euro. Anche qua viene fatta una valutazione del proponente sulla base delle caratteristiche e del progetto soprattutto che viene valutato, della presenza o meno di OGD o non OGD all'interno delle aree dell'intervento, e le modalità ricalcano abbastanza. La tempistica è sempre quella che vi abbiamo detto prima, le modalità di presentazione sono molto simili, quindi unica domanda, descrizione delle attività e diremo comprese le date di presentazione, e in questo caso ovviamente la valutazione viene fatta sulla proposta progettuale, non vi sono convenzioni se non successivamente sulla base poi della valutazione che viene fatta. Penso di essere stato abbastanza rapido e veloce e sì. Ti abbiamo messo fretta. No, grazie Alberto. Su questo, ecco, io penso che al limite domani e venerdì qualcuno presti attenzione all'email, insomma, l'ufficio promozione interna al limite smista qualche email di chiarimento sui bandi pubblicati, e così tutti pronti al via per lunedì. No, però scusa, è importante questa cosa. Allora, noi adesso abbiamo dato così un'indicazione operativa su quelle che sono qualsiasi domanda, qualsiasi richiesta da oggi a lunedì, ma anche dopo. Allora, c'è una risposta personalmente mia in qualsiasi momento, ma stiamo parlando di qualcosa di istruttoria, solo del bando, non ovviamente. La cosa importante è che eventuali richieste proprio più precise inviamole via mail all'indirizzo che avete visto prima, e a cui verrà data una risposta. Siccome le risposte possono essere utili anche per gli altri, qualora siano risposte che hanno una validità non singola sulla singola proposta, ma una validità per tutti quanti, faremo una modalità di FAQ in modo che questa sia utilizzabile anche da tutte quante le altre persone che intendono presentare domande. Perfetto, grazie. Sicuramente, ecco, nella pagina bandi, quindi sotto ogni bando, metteremo un ulteriore allegato. L'ultimo degli allegati saranno le FAQ, che poi via via andiamo aggiornando periodicamente man mano che si chiariscono, insomma, i quesiti. Allora, io ringrazio tutti, rinnovo appunto l'invito a sottoporre via mail dettagliando un po' meglio i quesiti. Ecco, ad esempio anche l'ultima domanda, partecipare al bando turismo, solo aziende con codici attività legate al turismo? Chiedo un'azienda. Francesca Visentini, mi pare che alle altre sei riuscita a rispondere a tutte, ti ringrazio. Sto guardando un po'. Ho detto, se si fa riferimento al bando voucher, sì, deve avere i codici ecco, che sono stati indicati nel bando. Certo, va bene.
Io intanto allora ringrazio assolutamente i relatori perché non è facile entrare nel dettaglio in un evento come questo di presentazione. Lo scopo era dare il preavviso, richiamare l'attenzione sui bandi, c'è un weekend davanti insomma per lavorare al limite alle domande e poi i bandi restano aperti insomma, non è, ci sarà ma non è che proprio il click day insomma. E poi niente, proprio siamo a disposizione sia l'ufficio URP chiocciola, sia l'ufficio promozione.interna chiocciola dl.camcom.it. Siamo a disposizione per veicolare assolutamente le richieste di chiarimento anche alla struttura che seguirà i bandi che, per progetti di sviluppo territoriale, quindi la parte degli sportelli e la selezione progetti per il turismo. Se i relatori non hanno altre precisazioni da fare, io allora libero tutti. Li ringrazio nuovamente e ringrazio tutti gli operatori che si sono collegati e che hanno dato attenzione, e per gli intermediari li ringrazio in anticipo per aiutare le imprese, insomma, che affinché possano accedere a queste misure di sostegno in questo momento così delicato. Grazie a Giacomo De Stefani, il nostro segretario generale, ad Alberto Capuzzo, che è dirigente di Camera Servizi, la nostra in-house 100% Camera, e a Francesca Visentini, promozione dei territori. Grazie a tutti, alla prossima puntata. Buona serata. Grazie.